È una Mestre Marghera violenta quella che si risveglia nel sangue del fine settimana appena trascorso, con la raffica di aggressioni e accoltellamenti tra bande di nordafricani. Al centro del contendere lo spaccio di droga e la spartizione del territorio. Domenica a Marghera, alle prime luci dell'alba, le impressionanti tracce ematiche della violenta aggressione lungo la strada vicino al cimitero, scoperte dai passanti. Si è rischiato un bagno di sangue con almeno due, se non più feriti, così dalle telecamere di videosorveglianza, perché nessuno tra loro risulta si sia recato in ospedale per chiedere aiuto. Ancora ricoverato all'Angelo, invece, dopo il delicatissimo intervento, l'aggredito poco prima a Mestre nella notte tra sabato e domenica, tra le vie Vespucci e la rotonda Tina Anselmi, parallela del quartiere Pertini. Ed è stato ritrovato qui, riverso a terra, agonizzante, in una pozza di sangue, il 24enne tunisino accoltellato in diverse parti del corpo per un regolamento di conti. Pare tutto sia iniziato all'interno di questa casa abbandonata a Marghera, sempre nei paraggi del cimitero, casa diroccata, come si vince dalle immagini di Marghera 2.0, in apparenza in disuso, ma nella realtà molto frequentata, così da fonti investigative, nascondiglio e rifugio di sbandati spacciatori e tossicodipendenti che la utilizzano come base per spaccio e consumo di droghe.